Nel 1842 ha richiesto nuovi fondi esattamente 20 anni dopo, però il governo a un certo punto disse: qui non vediamo risultati, quindi lasciamo perdere questa macchina. Interessante sapere che comunque si erano già spesi una cifra pari a 17.470 sterline, quindi 20 volte maggiore la spesa per la locomotiva a vapore. Sembra un po' certi progetti che succedono da noi, che partono con un budget e poi non vedono mai la fine. Comunque il dispositivo era veramente complesso, di grandi dimensioni, richiedeva l'assemblaggio di 25.000 parti e la macchina completa sarebbe stata alta circa 2,5 metri, larga 2 metri e profonda 1, con un peso di varie tonnellate, non proprio un portatile, diciamo così. È interessante perché il Museo delle Scienze di Londra costruisce una versione funzionante della seconda macchina, inclusa anche una rudimentale stampante. La macchina differenziale e la stampante sono state costruite con i materiali e le tolleranze disponibili nel XIX secolo, e questo ha permesso di dimostrare che il progetto di Babbage, se fosse stato finanziato adeguatamente, avrebbe potuto realmente funzionare. Io vi faccio vedere semplicemente, questo è uno dei primi computer della storia, quindi immaginatelo alto 2 metri, del peso di alcune tonnellate, funzionava a ingranaggi e permetteva di fare dei calcoli, dei calcoli anche abbastanza complessi. Comunque, diciamo una curiosità, ecco, se vi capita di andare al Museo della Scienza di Londra, andate a vedere questa macchina di questo scienziato. Partiamo con il nostro incontro e la volta scorsa abbiamo parlato un pochettino della manipolazione dei dati, abbiamo visto gli intervalli di confidenza molto importanti che derivano dagli errori, abbiamo giocato un po' con i numeri cercando di capire cosa sono i percentili e i quantili. Abbiamo cominciato a vedere qualche cosa un pochettino sugli insetti, come distribuire una popolazione, e abbiamo finito la scorsa volta cominciando a parlare di correlazione dei dati, e abbiamo visto il famoso coefficiente di correlazione di Pearson con la relazione positiva, negativa e con nessuna correlazione lineare. E abbiamo finito parlando della regressione lineare semplice. Quindi direi che siamo pronti per partire, entriamo ancora nella nostra metropolitana e continuiamo a parlare di manipolazione dei dati, punto scritto fra virgolette, e però io riprendo un attimo l'ultimo argomento della volta scorsa, perché mi sono accorto, o perlomeno non mi è piaciuto come ve l'ho spiegato, e quindi tenterò di rispiegarvelo di nuovo, perché è importante, perché è la base poi di tutto il resto che vedremo anche oggi. Allora, regressione lineare semplice. Che cos'è una regressione lineare semplice? Innanzitutto noi vediamo in questo grafico ci sono dei dati, dei punti. Grafico, chiaramente voi sapete, ha un asse della scissa che si chiama asse X, ha un asse delle ordinate che si chiama asse Y, e quello che si tenta di fare con la regressione lineare è di trovare una linea ideale, una funzione che passi attraverso tutti i punti e che come si può dire, che calcoli i valori di y partendo dai valori della x, e che questa linea sia il più possibile vicina a tutti i punti disposti su questo grafico. Questo si chiama regressione lineare semplice. Cosa dobbiamo trovare in particolare? Dobbiamo trovare una funzione, che è questa linea, che in questa funzione, che si chiama y1, che vi ho indicato qua, praticamente gli errori, cioè le differenze tra gli y di i, che sono i punti, e le y1, che è la mia funzione, devono essere il più
piccolo possibile. Vediamo, cerco di spiegarlo un po' più graficamente. Questa è la funzione. Se io vado a calcolare la y meno la y1, che è la funzione, devo avere lo scarto il più piccolo possibile. In poche parole, trovare una relazione lineare che riduca il più possibile le differenze. Queste differenze vengono chiamate residui tra i punti misurati, che sono questi puntini blu, e quelli calcolati da questa funzione di tipo lineare, che è questa linea tratteggiata nera, che a questo punto chiameremo y1 uguale a più b moltiplicato x. Graficamente, se questa è la mia funzione y1, cosa devo andare a fare? Questi sono i miei due punti, praticamente devo andare prima di tutto a calcolare la distanza che c'è ipotetica, la distanza ipotetica, ma poi anche, diciamo, fattiva, che esiste tra il punto misurato, in questo caso, e il punto stimato dalla mia retta di regressione, che sarà in questo punto indicato dalla freccia. La stessa cosa riguarda il punto dall'altra parte. Per fare tutto ciò, cosa succede? Innanzitutto si parte da una teoria. Se il punto calcolato dalla funzione y1 è uguale al punto misurato, io ho 0 residuo. Quindi in quel punto la mia funzione è perfetta. In realtà non è così, altrimenti non avremo bisogno della regressione. Cosa si usa per stimare i parametri della regressione, il parametro A e il parametro B? Si usa il cosiddetto metodo dei minimi quadrati, ossia vengono calcolati per tutti gli punti, viene calcolata questa funzione y1, e per tutti i punti vengono fatte le differenze tra il valore misurato e il valore calcolato elevato al quadrato. Perché elevato al quadrato? Perché io chiaramente ho dei punti in cui questa differenza potrebbe essere negativa, e siccome poi vado a impicciarmi nei calcoli, allora per evitare il negativo, questo valore viene elevato al quadrato e quindi diventano tutti valori positivi. Quindi la sommatoria degli errori, dei residui, deve essere il più possibile vicina a 0. Quindi, come si fa? Si va a sostituire in questa formula, dove ci sono i nostri punti, i valori calcolati da questa funzione y1 con a più b che moltiplica i valori di x, e cosa succede? Praticamente si fanno delle interazioni, ecco, vedete la sostituzione, sostituiamo questo y1 con questa formula, e il programma ovvero sia si fanno dei calcoli in maniera che da trovare il valore di A e il valore di B, che moltiplicato a x mi diano il minimo residuo possibile, cioè la minima differenza possibile. E questo come si fa? Esistono chiaramente dei metodi, adesso poi lo vediamo in dettaglio. Comunque il parametro B, che si chiama anche pendenza della curva, è uguale alla sommatoria delle x di i meno la media di x moltiplicato la y di i meno la y media di i diviso questa sommatoria degli x di i meno la media di x elevato al quadrato. Poi vediamo un esempio pratico. Di conseguenza, avendo calcolato il coefficiente b, quindi la pendenza della curva, posso trovare molto facilmente il coefficiente a, perché basta che io vada a prendere la formula a più b moltiplicato a x, diventa il coefficiente a uguale a y medio meno il coefficiente b moltiplicato la media di x. Come dicevo, il coefficiente b si chiama anche pendenza e il coefficiente a si chiama intercetta. Perché si chiama intercetta? Si chiama intercetta perché è il punto in cui la linea immaginaria, la linea di regressione va a incrociare l'asse delle x.
Vediamo un esempio. Allora, qui c'è una tabellina. Questi sono i miei dati, vedete l'asse delle X. Io per semplicità in questo esempio ho fatto semplicemente dati che vanno da 1 a 10 e i valori di YI, che vedete non sono, diciamo, come si può dire, conseguenziali. Abbiamo un 2, un 3, un 4, un 7, un 11, quindi diciamo saltano fra di loro. Quindi ci interessa trovare una linea ideale che passi, dipendente dalla mia asse della scisse, dal valore di x, che passi attraverso tutti questi punti, il più vicino possibile a tutti questi punti. Quindi come facciamo? Con questa semplicissima tabellina calcoliamo innanzitutto il valore medio di x. Facciamo ogni punto meno il valore medio per quanto riguarda il valore di x al quadrato, ogni punto del valore di y meno il valore medio di y al quadrato e la moltiplicazione di questi due fattori, ossia la x meno la media di x che moltiplica la y meno la media di y. Quindi con una tabellina molto semplice tiriamo fuori questi valori. Cosa facciamo dopo? Facciamo la somma delle colonne, quindi la somma dei quadrati delle x, dell'errore x, la somma dei quadrati dell'errore di y, dei residui di y, e la somma della moltiplicazione degli errori della x e degli errori della y. Una volta che abbiamo calcolato queste tre colonne, possiamo calcolare ovviamente il nostro parametro B, la nostra pendenza della retta, che in questo caso 194,5 è la somma della moltiplicazione degli errori di x e di y, diviso 82,5 che è la somma degli errori di x al quadrato. Quindi abbiamo calcolato il nostro valore di B, che in questo caso diventa 2,35 e passa. Una volta calcolato il valore di B possiamo trovare la A. Quindi perché possiamo trovare la A? È molto semplice, noi usiamo come valori diciamo di x e di y nella retta di regressione la media. Quindi la media y medio meno b che moltiplica la x media, 11,7, quindi y medio meno 2,358, il b che abbiamo appena calcolato, per 5,5 la media delle x, abbiamo il valore dell'intercetta, che in questo caso è meno 1,269. Quindi di fatto abbiamo trovato la retta che passa attraverso questi punti con i coefficienti A e B che minimizzano l'errore. Per valutare se la mia regressione è, cioè la mia linea, diciamo, è, come si può dire, è buona, nel senso che passa attraverso i punti e rende gli errori minimi, vado a calcolare quello che si chiama il coefficiente di determinazione. Il coefficiente di determinazione non è altro che il coefficiente di correlazione al quadrato. Il coefficiente di correlazione l'abbiamo visto la volta scorsa, è quel famoso coefficiente di Pearson che ci dice se i dati sono correlati linearmente oppure no. Questo valore, che vi ricordate può andare da meno 1 a 1 perché è un semplice calcolo matematico, viene elevato al quadrato per evitare di avere i valori negativi e si utilizza la formula che abbiamo già visto, che è la formula di Pearson. In questo caso io ottengo un coefficiente di correlazione R pari a 0,97, elevo lo 0,97 al quadrato e ottengo uno 0,94. In questo caso io devo vedere più il mio coefficiente di determinazione è vicino a 1 e più la retta diciamo di regressione interpola bene i dati. In realtà poi posso
vedremo poi anche più avanti, accettare anche degli coefficienti di determinazione bassi in certi studi, purché i due coefficienti, la A e il B, siano statisticamente significativi, ma vedremo poi cosa vuol dire in seguito. Quindi questa è la regressione lineare semplice. E se tutti i processi biologici o tutti i processi che andiamo ad analizzare fossero legati da una relazione lineare, saremmo ben felici, perché con 4 calcoli abbiamo risolto tutti i nostri problemi. In realtà purtroppo non è così. E vediamo che oltre alla regressione lineare semplice esistono anche delle regressioni che si chiameranno non lineari. E la prima che vediamo, che è comunque una relazione lineare un po' particolare, si chiama regressione polinomiale. Che cos'è una regressione polinomiale? È una forma della regressione lineare in cui la relazione fra la variabile x e la variabile y viene modellata con un polinomio. Il polinomio, sapete che cos'è un polinomio? Alcuni ricordi di matematica. Allora, praticamente questa è la forma. Y, cioè il mio valore che voglio calcolare, è uguale a 0, quindi a un'intercetta, più un coefficiente A1 che moltiplica la x, più un coefficiente A2 che moltiplica la x al quadrato, più eccetera, 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 fino ad un teoretico grado molto infinito. In realtà non possiamo spingerci più di tanto, e adesso vediamo un po' il perché. Allora, di regressioni polinomiali ne vediamo un paio. Ad esempio, in questo caso, vedete i punti che non sono linearmente correlati, perché sono sparsi un pochettino per tutto il grafico, li possiamo correlare con una relazione di tipo quadratico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che avremo la regressione lineare con sempre un coefficiente A che è un'intercetta, meno il 5, questo valore 5 che moltiplica la x, quindi un primo valore di pendenza, più un altro valore di pendenza che moltiplica la x al quadrato. Aggiungendo questo termine quadrato al quadrato, praticamente noi non abbiamo più una relazione lineare, ma abbiamo una relazione di questo tipo, cioè una curva. Quindi tutte le volte che noi aggiungiamo un termine al quadrato a una relazione di questo tipo, otterremo una curva, la quale curva passa attraverso i nostri dati. In questo caso, per i polinomi, non utilizziamo il metodo dei minimi quadrati per calcolare la retta, ma si utilizza un calcolo matriciale che è abbastanza complesso, quindi diciamo che lo tralasciamo. Quello che è interessante è che se io ho una relazione di questo tipo, cioè se io ho dei punti disposti in questa maniera, tutti sparsi lungo il grafico, teoricamente, ma non solo teoricamente, lo vediamo anche praticamente, con un polinomio di sesto grado, quindi con una equazione abbastanza complessa, io riesco a passare quasi attraverso tutti i dati che ci sono nel mio grafico. Quindi, insomma, è uno strumento abbastanza potente, perché appunto riesce ad interpolare quasi perfettamente tutti i dati presenti nel grafico. Il problema qual è? Il problema è che usando un polinomio, quindi elevando al quadrato tutte le volte un coefficiente, io alla fine trovo dei numeri che, innanzitutto dal punto di vista biologico, perché non ricordiamoci sempre che noi stiamo cercando di interpretare dei dati biologici, quindi dal punto di vista biologico sono difficili da spiegare. E poi cosa succede? Comincio ad avere dei grossi problemi con i numeri di questi coefficienti, perché se non sono perfettamente calcolati fino alla sesta, settima cifra decimale, dopo la virgola, non ottengo una linea
precisa, quindi ci vuole uno strumento di calcolo abbastanza, cioè ci vuole uno strumento di calcolo, cosa che invece per la regressione lineare abbiamo visto basta semplicemente una calcolatrice, un foglio di carta e una matita, i valori li troviamo fuori. In questo caso non ci riusciamo. Quali sono i problemi dei polinomi? I problemi dei polinomi adesso li vediamo perché cominciamo a rappresentare qualcosa di un po' più simile a quello che diciamo ci interessa. Per esempio, noi potremmo utilizzare un polinomio di terzo grado per interpolare questi valori che vediamo in questo grafico che disegnano una curva sigmoide con un buon coefficiente di determinazione. Quindi questa linea passa molto bene attraverso tutti i punti. In realtà quali sono i problemi? I problemi adesso li vediamo. Innanzitutto se ne vede già uno qua sotto, che la linea di regressione passa in territorio negativo. Cosa vuol dire questo? Che biologicamente non è spiegabile, nel senso che questi 3 punti sono 0 e devono rimanere 0 o al massimo positivi. Se io spiego un fenomeno biologico, per esempio un andamento di malattia, io non posso trovare dei valori negativi, perché sarebbe non spiegabile. Cosa succede poi oltretutto? Se io dovessi, per ipotesi, prolungare i dati di misurazione della curva, cioè io ho bisogno di dati anche prima del valore di 1, che è il primo valore che trovo nel mio grafico, e dopo il valore 10, che è il valore che trovo su questo grafico, cioè supponiamo che questa sia una percentuale di malattia, quindi vado dallo 0 al 100%, vedete che se io proseguo dopo, cosa succede? La polinomiale, in questo caso, torna indietro, quindi si abbassa nella parte finale della curva e da questa parte iniziale fa esattamente il contrario, ossia si alza. Quindi anche qua ho un fenomeno che non è plausibile dal punto di vista biologico. Ecco qui evidenziato questo difetto, questo altro difetto e questo altro difetto. In realtà le polinomiali però comunque le possiamo comunque usare con cautela, ma diciamo che le possiamo usare, per esempio, in questo caso, se io avessi bisogno di una polinomiale per interpretare questi dati, dico, siccome questi 3 punti sono 0 e non mi interessa sapere cosa succede dopo un certo periodo di tempo, posso tagliare semplicemente la curva qui e posso usare la mia polinomiale senza problemi. In realtà cosa possiamo fare? Esistono chiaramente delle funzioni che sono diverse dalla regressione lineare, dalla regressione polinomiale, che possono adattarsi a andamenti molto precisi nei dati. E adesso ne vediamo alcune. Quindi però parliamo non più di manipolazione, ma in questo caso parliamo di trasformazione dei dati. Cosa vuol dire trasformare i dati? Trasformare i dati vuol dire, anche qui, è una forma di manipolazione, ma vuol dire cercare di adattare i dati in maniera che da una curva, per esempio, io possa avere una retta. Voi mi direte com'è possibile? È possibile facendo appunto la trasformazione, vediamone alcune. Per esempio la regressione iperbolica. Cos'è una regressione iperbolica? Quando noi avessimo dei dati di questo tipo, ecco qua, che partono da un valore basso e arrivano ad un valore alto, disegnando una curva di questo tipo, che viene anche chiamata un'iperbole, è evidente che non posso interpolarli con una regressione lineare. Però supponiamo che io non abbia il computer a portata di mano, abbia soltanto appunto la mia calcolatrice e il mio foglietto di carta. Cosa posso fare? Posso trasformare i dati y in maniera che la correlazione diventi lineare. E com'è possibile?
Per esempio, moltiplicando i valori di x per il valore della y. Quindi, cosa succede? Il valore di x moltiplicato il valore della y, io genero un nuovo andamento dei dati. Moltiplicando la x per la y, vedete, in questo caso cosa ottengo? Ottengo che i dati si dispongono sul mio grafico, diciamo magicamente, in una relazione lineare. In questo caso è abbastanza perfetta perché io ho usato dei dati volutamente per farvi vedere che la relazione da iperbole, quindi da una curva, diventa una retta. E a questo punto cosa facciamo? Molto semplice. Abbiamo una retta a disposizione, calcoliamo la nostra pendenza e la nostra intercetta, perché abbiamo una relazione lineare, lo possiamo fare benissimo. Quindi la nostra bella tabellina. Cosa calcoleremo però? Attenzione, non andremo a prendere i valori di y originali, ma andremo a prendere i valori di y trasformati. Quindi i valori x moltiplicato y. Il resto rimane tutto uguale, quindi calcoliamo i nostri residui x al quadrato, i nostri residui y al quadrato, la moltiplicazione dei due errori, sempre utilizzando la y1, quindi i valori trasformati, e troviamo i nostri coefficienti b, in questo caso 27,85, il coefficiente a, meno 24,4. Quindi calcoliamo i nostri valori, i valori che abbiamo calcolato prima per la regressione lineare. Calcoliamo il nostro coefficiente di determinazione, in questo caso vediamo che è molto alto perché è 0,99. Poi cosa succede però? È ovvio che io voglio avere però i dati che disegnino un'iperbole, non che disegnino una retta, anche perché altrimenti sarebbe del tutto inutile. Ma è semplicissimo perché praticamente cos'è scusate, la funzione y1 uguale a più b che moltiplica x di i. Ma y1 è uguale a x di i per y di i. Quindi, di fatto, y di i, cioè il mio dato originale, cosa sarà uguale? Semplicemente alla più b che moltiplica la x di i diviso la x di i. Quindi, meno 24,4 più 27,85 per x di i diviso x di i mi porterà ad avere i dati di nuovo in forma curva anziché in forma diretta. Quindi di fatto io ho utilizzato ho trasformato i dati da un'iperbola a una retta e in questo modo ho avuto la possibilità di calcolare semplicemente i coefficienti di una regressione lineare, la quale poi posso ritrasformare in un andamento iperbolico. Questa è la prima trasformazione che vediamo, una delle più semplici. Quindi qua tutte le volte che voi trovate dei dati messi più o meno in questa maniera, provate a fare questa trasformazione. Vi dico subito che non funziona sempre questa trasformazione. Alle volte i dati dipende dai valori delle x e dai valori delle y. Alle volte questa trasformazione non funziona perché i dati o sono troppo distanti tra di loro come x o sono troppo distanti tra di loro come y. Quindi il consiglio è sempre quello di provare a vedere innanzitutto se questa trasformazione funziona o non funziona. Se non funziona, ovviamente dovrò rivolgermi o dovrò cercare delle altre funzioni. Un'altra trasformazione molto semplice in questo caso è quando ho per esempio una regressione o una relazione tra i dati di tipo esponenziale. Cosa vuol dire? Ho sempre i miei dati di x e di y e l'andamento in questo caso non è più un'iperbole ma è una relazione esponenziale. Cioè vedete qua praticamente man mano che io vado avanti con i valori della x, i valori della y salgono in
maniera esponenziale, cioè prima saranno molto piccole le differenze tra i valori, man mano che saliamo le differenze tra i diversi punti aumentano, quindi di fatto disegnano una relazione esponenziale. Anche in questo caso io posso andare a calcolarmi o posso cercare di trasformare i dati in modo da ottenere una relazione lineare. E come faccio? Praticamente la trasformazione è questa. I valori di y1, cioè della nuova relazione tra i dati, saranno uguali al logaritmo naturale del valore di y, ossia prendo il valore di y così com'è e ne faccio il logaritmo naturale. In questo caso, trasformando tutti questi valori di y in un logaritmo, ciò che ottengo è di nuovo una retta. Quindi, ancora, di nuovo, la possibilità di calcolare i miei coefficienti utilizzando la regressione lineare semplice. Quindi, i miei dati trasformati, di nuovo la stessa tabellina, residui delle x al quadrato, residui delle y al quadrato, moltiplicazione degli errori. Attenzione perché questa y è sempre la y trasformata, non l'originale, e a questo punto, anche in questo caso, mi trovo la mia regressione lineare tranquillamente utilizzando questi dati, calcolo il coefficiente di determinazione, che anche in questo caso è molto alto, siamo di nuovo vicini allo 0,99%, e poi praticamente cosa succede? Succede che se io voglio avere i dati di nuovo, e quello che voglio veramente, voglio avere i dati in forma però esponenziale, devo ritrasformare la regressione. Cioè, cosa succede? Y1 abbiamo detto che è uguale a A più B per X, ma Y1 è il logaritmo di Y. Il contrario, chiamiamolo così, la conversione del logaritmo è l'esponenziale, l'esponente. Quindi la mia y di i sarà uguale a esponente che moltiplica a più b per x. Vedete qui sempre il termine lineare, quindi l'esponente di una equazione lineare che cosa succede? Passerà molto bene attraverso i miei dati. Quindi sono andato a calcolare una relazione esponenziale con una trasformazione lineare. Andiamo a vedere un'altra relazione un po' più complessa, che è la funzione monomolecolare. Che cos'è la funzione monomolecolare? Adesso quando vedete i dati, vedete che la funzione monomolecolare, se io vado a mettere i dati in grafico, assomiglia molto a quella che abbiamo già visto prima, ossia all'iperbole. In realtà, come vi dicevo, non sempre i dati, se io vado a fare qui l'iperbolica, cioè moltiplico la x per la y, non trovo una relazione lineare, perché i dati di x e i dati di y sono, non dico compatibili, cioè non compatibili fra di loro, sono, come si dice, come si può dire, sono delle dimensioni tali che in questo caso un'iperbole non interpola i dati in maniera esatta, in maniera giusta. Allora cosa succede? In questo caso si può utilizzare una funzione monomolecolare. La trasformazione dei dati in questo caso è un po' più complessa, nel senso che le mie y della nuova funzione saranno uguali al logaritmo naturale, non della semplice y, ma di una cosa un po' più complessa che è 1 diviso 1 meno y. Quindi, una volta trasformati i miei dati di y in questi valori, quindi y uguale logaritmo di 1 diviso 1 meno y, io mi ritrovo di nuovo una relazione lineare quasi perfetta. Quindi, di nuovo,
la mia tabellina, i miei dati trasformati, i miei calcoli, mi ritrovo di nuovo scusate, la pendenza, la intercetta e il tutto di nuovo con una regressione lineare semplice. In realtà, come prima, devo ritrasformare i dati che ottengo in valori che passino attraverso una funzione monomolecolare. In questo caso praticamente il risultato sarà y di i uguale a 1 meno 1 diviso esponente, perché abbiamo fatto il logaritmo, quindi il contrario è l'esponente, ma vedete sempre qui a più b per x. Quindi pensate linearmente. Ecco, questo è il messaggio che io vorrei cercare di darvi, è quello. Pensate linearmente, perché linearmente la regressione lineare è la cosa più semplice che possa esisterci. Quindi, una volta ritrasformati i dati, ed ecco qua la mia curva. Poi io posso calcolare qua la stessa, con la funzione normale, monomolecolare normale, e le differenze che io ottengo sono minime, anzi tendono esattamente a zero, perché di fatto io ho semplicemente trasformato i dati di y in altri dati che mi danno una relazione lineare. Quindi di fatto probabilmente elimino, non dico elimino, però forse posso addirittura cercare di evitare un certo tipo di errore sistematico che posso avere nel calcolo quando io devo, programmi statistici, voi sapete, per calcolare i coefficienti delle regressioni cosa fanno? Fanno delle iterazioni, ossia partono da dei valori dei coefficienti e vanno avanti casualmente dando dei valori dei coefficienti fino a quando a un certo punto ti dicono ecco, questo qua, questi valori che ho trovato adesso minimizzano tutti gli errori quadratici medi. Però è una possibilità. In realtà potrebbero anche essercene altre, perché il computer ha fatto a quel punto lì 200 iterazioni e dopo 200 iterazioni ti dice il minimo che ho trovato è questo. In realtà se io gliene faccio fare 400 di iterazioni probabilmente mi trovo degli altri valori che magari non differiscono di molto perché poi i dati sono quelli. Però più interazioni vado a fare ovviamente e più mi aumenta la possibilità di avere anche un minimo errore che io mi porto dietro. Invece, linearizzando la funzione, cosa succede? Linearizzando la funzione, gli scarti sono quelli, perché li vedo benissimo anche sul grafico. Vi dicevo che questa funzione monomolecolare è importante perché è quella che viene usata quando io, per esempio, devo fare un modello di una malattia monociclica. Vi ricordate la malattia monociclica cos'è? È quella malattia che praticamente non ha i cicli secondari di infezione, ossia l'andamento della malattia dipende essenzialmente dall'inoculo che è sopravvissuto, dall'inoculo presente che è sopravvissuto all'inverno, in poche parole. Quindi se io penso per esempio alla fusariosi del grano, che in questo caso qui in Germania sopravvive nei residui colturali come spore, come ascospore, praticamente come pseudoteci che contengono ascospore, cosa succede? All'inizio della stagione l'andamento della malattia che ha questa forma sarà proporzionale alla quantità di inoculo che io trovo all'inizio della stagione. Quindi di fatto, sapendo la quantità di inoculum che io ho all'inizio della stagione, posso già dire teoricamente, quale sarà il livello finale di malattia. In realtà non lo posso fare perché non ho la quantità di inoculo, cioè quella non la posso calcolare, la posso solo stimare. Però
per qualsiasi malattia monociclica questo è l'andamento della malattia, ossia abbiamo subito una crescita molto rapida della malattia. Ovviamente poi a un certo punto, esaurito l'inoculo, la curva si appiattirà perché non ho spore in grado di mandare avanti le infezioni secondarie. Quindi monomolecolare. Adesso vediamo una che poi vedremo molto più in dettaglio dopo perché ci serve poi per fare il nostro modello degli insetti, è la famosissima funzione logistica. Allora, la funzione logistica, la vediamo, è tipica di parecchi processi biologici perché è una funzione, anche chiamata una curva sigmoide, e vedete che praticamente i dati sono messi in maniera che la curva parte lentamente, a un certo punto ha un andamento quasi, diciamo lentamente quasi rettilineo, poi ha un andamento esponenziale e man mano che cresce arriverà a un certo punto di flesso di questa curva in cui tenderà di nuovo a diminuire e a portarsi ad un livello costante. Quindi da una parte avremo la fine di questa curva tende ad un massimo, quindi tende ad un massimo che in questo caso è 1, cioè il 100%, tende a questo massimo senza mai arrivarci. In realtà, ovviamente, quando 0,999, eccetera, 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 noi per i nostri scopi, ovviamente, quando arriveremo a questo valore massimo, stopperemo chiaramente la nostra funzione. In questo caso, vedete, è una funzione. Abbiamo due parti praticamente, una parte in cui i nostri punti salgono e una parte in cui i nostri punti poi tendono ad appiattirsi. Quindi di fatto è un po' più difficile in questo caso trovare una linearizzazione di questa funzione. In realtà non lo è affatto perché esiste la possibilità di trasformare questi dati utilizzando questa formula che si chiama logit. E che cos'è un logit? Il logit non è nient'altro che y di 1, quindi il mio valore trasformato, uguale al logaritmo, di nuovo, di yi diviso 1 meno y. Quindi, utilizzando questa formula, trasformo i miei valori e anche in questo caso mi salta fuori di nuovo una regressione lineare semplice. Ricalcolo tutti i miei dati. Vedete qui ci sono anche dei numeri negativi, ma non ha importanza perché a me non interessa l'andamento della lineare, mi interessa l'andamento della trasformata. Quindi calcolo anche qui tutti i miei bravi coefficienti e vado a ritrasformare i dati. I dati come li ritrasformo? In questa maniera. 1 meno 1 diviso 1 più esponente, che è la forma logistica classica poi oltretutto. 1 meno 1 diviso 1 più esponente per O. Esponente di che cosa? Di A più B per X. Alla fine mi odierete perché avete in testa A più B per X, però A più B per X è la forma più semplice davvero che si possa utilizzare, quella che veramente ci permette di calcolare tantissime cose. Vado a trasformare i miei dati utilizzando questa formula qua ed ecco qua la mia curva logistica perfetta. Perfetta, la mia curva logistica, funzione logistica interpolata utilizzando una regressione lineare semplice. Un'altra funzione importante, ma mi sono dimenticato una cosa, scusate, perché la curva logistica, cioè io vado a interpretare questi dati come se fosse l'andamento di una malattia e l'andamento in questo caso
è tipico di una malattia policiclica. Perché? Cosa abbiamo? All'inizio avremo un andamento abbastanza piatto, perché l'inoculo iniziale, in questo caso, può essere sicuramente l'inoculo che è sopravvissuto all'inverno. Poi in realtà cosa succede? È minore rispetto a quello di una malattia monociclica. A un certo punto però cosa succede? Io ho una crescita esponenziale. Questa crescita esponenziale è dovuta al fatto che qui vengono prodotte nuove spore per nuove infezioni. Quindi di fatto, mentre la monomolecolare ci scappa subito in alto, parte e se ne va di botto, in questo caso, quindi la strategia per esempio per il controllo di una malattia con un andamento di tipo monomolecolare è rivolta proprio al controllo dell'inoculo primario, quindi a mettere in atto tutte le strategie possibili per ridurre questo inoculo, lavorazioni del terreno, disinfezione, tutto quello che volete. Nel caso della malattia policiclica, il punto che dobbiamo assolutamente, in cui dobbiamo intervenire è esattamente situato in questo punto qua, ovvero prima che la malattia parta nella fase sua esponenziale. Se la malattia parte poi in fase esponenziale, allora non la blocchiamo più. Quindi di fatto qui vediamo abbiamo un certo tempo di reazione, a differenza della monomolecolare, in cui però noi dobbiamo individuare questo punto in cui parte la curva in forma esponenziale. Un altro tipo simile di funzione, simile alla logistica, e possiamo dire, chiamiamola tra la monomolecolare, tra la logistica e la funzione di Gompertz. La funzione di Gompertz praticamente, vedete, ha un andamento di questo tipo. Ha un inizio simile alla logistica, poi però si trasforma quasi in una monomolecolare e termina di nuovo come una logistica. Adesso i punti qua sono messi un po' per non interpretare molto perfettamente una Gompertz, però sono diversi. E poi vedremo un altro punto, il perché questa funzione è diversa da una funzione logistica semplice. In questo caso la trasformazione, che si chiama Gompit, Logit, ricordatevi Logit, Gompit, Logit trasformazione logistica, Gompit trasformazione Gompertz, e semplicemente viene sempre utilizzando il logaritmo, quindi è y1 uguale meno logaritmo della y. Quindi trasformazione molto semplice, che produce di nuovo ancora una relazione tra i dati lineare. Quindi di nuovo la mia tabellina, i miei dati, calcolo di nuovo tutti la mia intercetta, la mia pendenza, il coefficiente di determinazione, che in questo caso è anche in questo caso molto alto, e cosa succede? Vado a ritrasformare i dati, quindi y, funzione di Gompertz, uguale esponente di meno, e di nuovo nella parentesi a più b per x. Quindi di nuovo la mia componente lineare. Cosa ottengo? Una curva di questo tipo. Quindi parte e sale come una monomolecolare, scusate, e poi si abbassa come una logistica. Dobbiamo parlare però di un problema. C'è sempre un problema in agguato. Allora, l'inflessibilità della funzione logistica. Cosa vuol dire che la funzione logistica non è flessibile? Se io vado a prendere tre andamenti che calcolo con funzione logistica, io ottengo tre curve differenti a seconda dei dati ovviamente che avrò messo che avrò elaborato. Voi vedete queste tre curve partono più o meno tutte allo stesso punto, arrivano tutte a un asintoto, ma quello che da una parte
vedremo poi sarà un vantaggio, ma per il momento è uno svantaggio, è questo, che se io vado a mettere i differenziali, cioè faccio le differenze di tutte le curve, ottengo un grafico di questo genere, in cui praticamente io ho messo sul grafico, ho costruito un grafico un po' difficile da spiegare, da interpretare, ma quello che voglio dirvi praticamente è di fatto sono andato a fare tutte le differenze dato per dato, cioè praticamente gli incrementi della curva, quindi supponiamo questo punto meno questo punto meno questo punto meno questo punto, e io ottengo il differenziale, quindi avrò ovviamente una cosa di questo genere perché all'inizio la curva sale poco, quindi i valori sono bassi, poi sale molto, arriva ad un picco e poi ridiscende e siamo nella parte finale della curva. Se io vado a vedere praticamente, pur avendo tre curve diverse, avrò, adesso graficamente qui andrebbe calcolato con l'integrale, io l'ho fatto graficamente, quindi è un po' spostato, però vi garantisco che tutte queste tre curve hanno lo stesso punto di flesso, ossia girano, cioè passano dalla fase esponenziale alla fase, chiamiamola così, di crescita verso la fase costante, al valore di 0,5. Quindi hanno un valore di punto di flesso sempre uguale a 0,5, qualsiasi sia l'andamento della mia curva logistica. Quindi di fatto devo avere per interpretare bene con la logistica, devo avere dei dati in cui il punto di flesso sia sempre vicino allo 0,5, perché la curva inevitabilmente passerà ad un punto di flesso uguale a 0,5. Posso usare naturalmente altre funzioni. Per esempio abbiamo visto prima la funzione di Gompertz. In realtà anche la funzione di Gompertz, se io disegno di nuovo le mie tre curve, che sono molto simili alle precedenti, quindi fatte più o meno con gli stessi dati, e vado a fare i differenziali, vedrò che nella curva di Gompertz il punto di flesso è sempre pari allo 0,37. Quindi la logistica ha un punto di flesso 0,5, la Gompertz ha un punto di flesso 0,37. A questo punto cosa succede? Devo, oppure la domanda è, ma esiste un sistema, esiste una curva che riesce ad interpretarmi anche i punti di flesso? Cioè, esiste un sistema in cui io posso interpretare bene i miei dati, pur se non sono strettamente logistici, pur se non sono strettamente Gompertz? Esiste, si chiama la funzione di Richard. La funzione di Richard, che diventa anche di Richard Chapman, perché il signor Chapman poi l'ha modificata leggermente, comunque io vi faccio vedere l'originale. La funzione di Richard praticamente è in grado di interpolare o di produrre qualsiasi tipo di punto di flesso della funzione originale. Di fatto i dati vengono trasformati in questo modo, la trasformazione è un po' più complessa, esiste un indice in più. Non avremo in questo caso solo la regressione lineare semplice, ma avremo un parametro in più nella trasformazione che è questo indice che si chiama m. Vedete qua, nella trasformazione che è abbastanza complicata, logaritmo di 1 diviso 1 meno y elevato 1 meno m, e questo coefficiente m può variare da 0 a 1, no scusate, può variare può variare da 2 a meno 2, chiaramente, e abbiamo un tipo di funzione diversa a seconda che questo coefficiente m sia minore di 1 o maggiore di 1.
In soldoni, lo so che questo è un po' complicato, trasformo i miei dati, ottengo di nuovo un andamento lineare. In questo caso io ho usato un coefficiente m minore di 1, nel mio esempio è 0,1. In realtà io purtroppo questo coefficiente non lo conosco all'inizio, quindi tiro un po' a indovinare. Diciamo che questo coefficiente si avvicina molto a quello che è la deviazione standard della mia x. 1 diviso la deviazione standard. Comunque vedremo dopo anche più avanti come si può cercare di capire quale sia questo coefficiente. Trasformo i miei dati secondo quella formulaccia che c'era su in alto, questa è proprio una formulaccia, ottengo comunque i miei coefficienti e di nuovo diventa la funzione un po' più complicata, quindi 1 meno esponente elevato meno una componente lineare a più b per x, ma un esponente in più, un coefficiente in più che davvero all'inizio io purtroppo devo stimare, però con un po' di esperienza poi diciamo ci si avvicina. Poi vi faccio capire come si può stimare con un po' di esperienza. Quindi i dati passeranno attraverso, la funzione passa attraverso i dati messi in questa maniera. Vedete, la forma è una monomolecolare, l'abbiamo vista prima, una monomolecolare, sì. Penso che i dati siano gli stessi. Questa è una logistica, sono gli stessi dati di prima. In questo caso l'm sarà maggiore di 1, in questo esempio sarà uguale a 2 ed io ho di nuovo la relazione lineare e ancora la sua trasformazione che diventerà una curva logistica. Questi valori di m, che non è il valore di m puntini puntini del monosillabo di Cambron, ma sono valori di questo coefficiente. Se noi andiamo a vedere, innanzitutto andiamo a vedere il grafico delle funzioni che abbiamo creato, quindi vediamo se sono davvero flessibili. In questo caso 3 curve utilizzate, prodotte con la funzione di Richard, andiamo a vedere il differenziale, vedremo che le 3 curve hanno 3 punti di flesso diversi. Quindi vado ad interpretare i dati col punto di flesso quasi perfetto, cioè che mi serve. Dicevamo qui i valori di questo coefficiente. I valori di questo coefficiente vediamo. Quando m è 0 o vicino a 0 abbiamo una curva monomolecolare. Quando m è tra 0,9 e 1,1 abbiamo una curva di Gompertz. Quando m è uguale a 2 abbiamo la logistica. Quindi di fatto una volta che voi vedete come sono messi i dati sul grafico potete cercare di capire quale tipo di coefficiente posso introdurre. C'è ancora un caso particolare, quando questo coefficiente è tra 0,5 e meno 0,6006 periodico, abbiamo la funzione di von Bertalanffy, che non vi faccio vedere perché è una funzione che di fatto non viene quasi mai più usata. Comunque, purtroppo in questo caso, se io voglio fare il giochino della regressione lineare, devo cercare di indovinare qual è il mio coefficiente m, altrimenti utilizzo la funzione di Richard Chapman nel programma statistico e mi troverà sicuramente i coefficienti senza problemi. Vediamo un attimo un riassuntino. Abbiamo visto, siamo partiti dalla funzione dell'equazione lineare semplice,
che è la cosa più, ripeto ancora, più semplice che esista, quindi lineare, semplice, e abbiamo cercato di utilizzare questa parte lineare anche per interpolare altre funzioni più complesse in maniera da renderle più semplici. Quindi l'iperbolica, ricordiamo, la linearizzazione di una curva iperbolica x moltiplicato y, funzione y uguale a più b per x diviso x. L'esponenziale y diventa logaritmo di y. La monomolecolare y diventa logaritmo di 1 diviso 1 meno y. La logistica diventa y uguale logaritmo di y diviso 1 meno y. Vedete la differenza anche qui tra la monomolecolare e la logistica, la trasformazione? Il denominatore è lo stesso. Qui però è 1 diviso e qui è y diviso. La Gompertz possiamo linearizzarla con meno logaritmo di meno logaritmo e quindi vediamo tre funzioni complesse linearizzate. E ancora l'ultima che abbiamo visto è la funzione di Richard per i due m minore di 1 e m maggiore di 1 e le rispettive trasformazioni. Però vediamo sempre qui a più b per x. Vediamo ancora un attimo una funzione e poi facciamo un attimo di pausa perché mi rendo conto che l'argomento è davvero un po' ostico. Una funzione complessa. Una funzione complessa cosa vuol dire? Vuol dire che quelle che abbiamo visto adesso non erano complesse, beh, sono complesse anche quelle lì. Però complessa io intendo dire come se fosse possibile, per esempio, interpolare dei dati che hanno questo andamento, ossia che partono, hanno un plateau, creano un plateau, una pausa e poi risalgono di nuovo. No? Questo è tipico, per esempio, quando noi andiamo a vedere i modelli fenologici. Adesso questo è il modello della colza, che più o meno comunque è simile, potrebbe essere un andamento fenologico simile a quello del frumento, perché viene seminata in autunno, cresce, ha una pausa invernale ovviamente, perché va in riposo, quasi non dico in riposo vegetativo, ma si sviluppa poco e poi in primavera risale, come esattamente fanno i cereali. Abbiamo queste due fasi abbastanza distinte, una piatta d'inverno che poi risale di nuovo in primavera estate. In questo caso posso interpolare questi dati con una funzione sola? È possibile, per esempio, utilizzando una doppia Gompertz. Utilizzando una doppia Gompertz, che è questa, questa robaccia qua, praticamente ottengo la funzione che passa attraverso i miei dati a un punto di flesso, a due punti di flesso questa funzione praticamente, uno in questa zona qua, uno in questa zona qua, ed ha un punto in cui rimane costante o cresce molto poco. Se noi guardiamo la funzione di per sé stessa, la doppia Gompertz, indoviniamo che è una Gompertz perché è esponente di meno esponente. Ma vedete qui, nella parentesi, c'è comunque una componente lineare. Lineare ma di che tipo? È un polinomio. P1 più, scusa, P2 più P3 moltiplicato T più P4 moltiplicato T al quadrato più P4 al quadrato per T alla terza diviso 3P3. Questo è un sistema per cercare di risparmiare un parametro, perché un'altra cosa importante che vi devo dire è che meno parametri usiamo per interpolare i nostri dati nella funzione e meno errore facciamo. Quindi devo cercare di ridurre il più possibile i parametri. Ecco perché anche la trasformazione lineare è quella più semplice, perché la trasformazione lineare ho due parametri. In questo caso ovviamente qui ne avrei teoricamente 1, 2, 3, 4
5. In realtà ne ho solo 4 perché il quinto parametro viene calcolato con questa formulaccia qua astrusa. Posso fare una doppia logistica, non posso fare una doppia monomolecolare ovviamente, perché la monomolecolare a un certo punto finisce perché non avrebbe neanche senso biologicamente, perché di fatto non ha, come si dice, non ha un punto, non potrebbe avere un punto di flesso. Scusate, un punto in cui genera questa fase qui in cui la pianta cresce molto poco. Vediamo un pochettino queste curve cosiddette a campana. Partiamo da un esempio, così magari cercherò di spiegarmi meglio. Lo sviluppo di un insetto. Se noi volessimo mettere su un grafico, sempre che funzioni, ecco qua, lo sviluppo di un insetto, il tasso di sviluppo di un insetto, quindi come l'insetto reagisce per esempio ad una determinata temperatura, perché voi sapete che gli insetti sono organismi che sono praticamente termoregolati, molto più delle malattie delle piante. Le malattie, oltre ad essere termoregolati, sono anche regolate da l'umidità relativa, dalla bagnatura, da tutta un'altra serie di parametri. Per gli insetti, da un certo punto di vista, è un po' più semplice, perché il parametro che regola lo sviluppo dell'insetto è la temperatura. Se noi dovessimo fare un ipotetico grafico del tasso di sviluppo di un insetto, vedremo che di fatto ha questa forma qui, ossia parte da una determinata temperatura, cresce fino ad arrivare ad un optimum di sviluppo e poi però cosa succede? Decresce in maniera molto rapida, cioè la temperatura letale superiore dell'insetto, cioè più aumenta la temperatura oltre l'optimum di sviluppo e più l'insetto ha dei problemi, quindi tende a azzerarsi drasticamente in uno spazio molto piccolo, di un intervallo di temperatura molto piccolo. Questa è la tipica curva appunto di uno sviluppo di un insetto. In realtà, se io facessi lo specchio di questa curva, cosa trovo? Trovo una curva di mortalità. Non è proprio così, però diciamo io l'ho semplificata perché di fatto, ovviamente, se uno ci pensa, se quando io ho il massimo sviluppo dell'insetto avrò anche una bassa mortalità. Quando io ho un minimo di sviluppo dell'insetto, ovviamente ho una mortalità più elevata. Cosa posso identificare in questo grafico? Innanzitutto posso identificare dove appunto avrò lo zero di sviluppo, quindi la mortalità più elevata. Quindi identifico 3 punti caratteristici su questa curva. Uno è la temperatura minima di sviluppo, il secondo punto è la temperatura ottimale di sviluppo e il terzo punto è la temperatura massima di sviluppo dell'insetto. Se io vado a vedere, io ho raccolto un po' di dati durante questi anni e li metto insieme e vedo che praticamente, per esempio, io produco questi due grafici per quanto riguarda coleotteri e lepidotteri. Io raccolto questi dati dalla letteratura e un po' di dati di prove. Vediamo che la temperatura minima per lo sviluppo di una determinata specie è abbastanza variabile, perché andiamo da 2-3 gradi sopra lo zero fino a circa 17-18 gradi per quello che riguarda la temperatura minima. La temperatura ottimale si aggira tra i 25 e i 30-31 gradi, la temperatura, diciamo, massima tra i 30 e
in alcuni casi addirittura i 40 gradi. Quindi vedete che praticamente cosa succede? Riflette proprio quella curva teoretica che io vi ho fatto vedere. La stessa cosa per i lepidotteri, ovviamente ci sono alcuni scarti. Quello che è importante vedere è che appunto c'è sempre questo andamento in cui lo sviluppo raggiunge un optimum e poi decresce molto rapidamente. Ora cosa succede? Noi non sempre abbiamo a disposizione dei dati di questo genere, dovremmo fare delle prove, dovremmo in laboratorio, in camera climatica. In realtà possiamo comunque già farci un'idea di come o di quello che sarà l'andamento della crescita di un insetto, diciamo un po' empiricamente. Questo è un trucchetto, un trucco che io utilizzo all'inizio quando devo fare un modello per un determinato insetto, ossia prendiamo una specie, in questo caso prendiamo la nostra piralide del mais, l'ostrinia. Di fatto io ho per l'ostrinia una temperatura minima o da diverse fonti di letteratura ho trovato che la temperatura minima si aggira intorno agli 8 gradi centigradi. Ho una massima che è intorno ai 32 gradi centigradi. Poi possono essere scarti o non scarti. L'importante è che io definisca questi due parametri e questi due parametri li trovo abbastanza facilmente anche in letteratura. Quindi 8,32. Li rappresento su questo grafico. Io ho messo delle caselline, ma potrebbe benissimo essere anche solo un asse. Quindi fra 8 è la temperatura minima e 32 è la mia temperatura massima. Fra 8 e 32 gradi abbiamo una differenza di 24 gradi. Ora, andando a vedere il grafico di prima, praticamente cosa succede? Io identifico o posso, diciamo, separare questo periodo di 24 gradi in 4 fasi distinte, cioè diventa 24 diviso 4 uguale 6 gradi. Quindi posso dividere, diciamo, lo sviluppo, il tasso di sviluppo di questo insetto in 4 fasi. Poi cosa succede? Se ricordate come è fatta la curva, praticamente io posso approssimare e dire che dalla minima all'optimum di sviluppo passano 3/4 di questa fase di sviluppo e l'ultimo quarto sarà quello che andrà a determinarmi la fase in cui la temperatura arriva ad avere un ruolo negativo nello sviluppo. Quindi 24 diviso 4 sono 6, quindi sono 6 gradi ogni fase. Moltiplico per 3, è la fase in cui arrivo all'optimum, e ottengo la temperatura ottimale approssimata, che è in questo caso 26 gradi. Se io vado a mettere la mia curva ipotetica, come è quella di prima, soltanto un po' più allargata, cosa succede? Noi vediamo benissimo che tra 8 e 26 abbiamo una relazione quasi lineare e dopo abbiamo questa drastica riduzione come si dice, dello sviluppo. Quindi io posso identificare in questa curva altri punti caratteristici. Per esempio, posso approssimare una temperatura a questo punto, cioè una volta passati i 2 periodi, che sarà uguale a 20 gradi, e posso andare a vedere sulla curva più o meno a che altezza si troverà
la stessa cosa faccio per il primo periodo, quindi dopo i primi 6 gradi, e vado a posizionarmi qui, su questo punto della curva. Ora, se a questo punto io dico il mio massimo sviluppo qui è uguale a 1, cioè quindi io ho un tasso di sviluppo uguale a 1, questo sarà ovviamente diviso 3, quindi questo sarà circa 0,33 e questo sarà circa 0,66. E posso ancora identificare un altro punto dall'altra parte, perché parto dallo 0,66 e vado a vedere a che temperatura corrisponde. In questo caso, che cosa è successo? Che ho, diciamo, creato molto empiricamente, ripeto molto empiricamente, però utilizzando quei pochi dati a cui avevo a disposizione, ho creato un andamento che mi riflette abbastanza bene quello che può succedere in realtà. Adesso il problema qual è? Il problema è che io questa curva però la devo trovare, perché è vero, potrei calcolarmi tutte le differenze e la curva me la trovo abbastanza facilmente. In realtà dobbiamo fare delle cose un po' più precise. Questo è comunque diciamo, il trucco, il grafico che uso all'inizio quando ho pochi dati a disposizione. Quando avrò più dati ovviamente andrò a correggere l'andamento di questi punti con il dato effettivo che trovo magari da prove di laboratorio o dalla letteratura. Però questo è molto utile perché con questo piccolo schemino riuscite già ad avere un'idea di come si comporterà il mio insetto. Quindi dove avrà dei problemi, minima e massima, dove la mortalità comincia ad essere elevata una volta passato il picco di optimum di sviluppo. Quindi il problema è, devo interpolare questi dati con una curva che appunto non è più lineare, ma è una curva a campana. Quindi parliamo di correlazione non lineare, in questo caso vediamo tipica caratteristica curva a campana, questa è simmetrica. In realtà poi vediamo ci sono diversi metodi per arrivare a interpolare anche le curve, chiamiamo asimmetriche, ma questo è tanto per farvi vedere che cosa intendo io appunto per curva a campana, cioè una curva che parte da un minimo, arriva ad un massimo e discende di nuovo ad un altro minimo. Abbiamo diverse funzioni anche in questo caso che ci possono aiutare. Purtroppo in questo caso le curve a campana non sono linearizzabili, quindi dobbiamo, ahimè, cercare di calcolarcele in modo un po' più complicato. La prima funzione che vediamo per interpolare questo tipo di dati è la cosiddetta funzione beta, che è anche la più semplice. La funzione beta è molto semplice, vediamo qua la sua forma, praticamente il valore di y è uguale a il valore di x meno la minima elevato a un esponente n che moltiplica il valore della x massima meno il valore della x elevato a un altro esponente che si chiama n, il tutto moltiplicato per un fattore k, dove x minimo e x massimo sono i valori cardinali, quindi quelli li troviamo in letteratura. Il k è un fattore che semplicemente mi posiziona il valore massimo della y e n e m regolano l'ampiezza e lo spostamento del massimo della funzione a destra o a sinistra. Ricordatevi sempre, quando io trovo un esponente in una funzione, la mia funzione avrà un andamento curvo, un andamento curvilineo. Vediamo un po', un qualcosa di molto semplice. Per esempio, una funzione che abbia questi valori. Adesso non prendetevi come temperatura, perché io ho usato da 0 a 100, tanto così per farvi vedere l'andamento. 0, 100, k, questo numeraccio qua, n uguale 3, m uguale 3. Questa è la mia funzione
E questo è il disegno della mia funzione. In questo caso io ho disegnato una curva a campana perfetta, cioè non ho nessuno, la curva è praticamente simmetrica. In realtà, come abbiamo visto, noi non abbiamo delle curve simmetriche, abbiamo delle curve che si spostano a destra o a sinistra e che hanno delle forme diverse. Allora, cosa succede? Con questa funzione beta, quando noi utilizziamo un esponente n uguale all'altro esponente, quindi n uguale 1 e n uguale 1, abbiamo la forma simmetrica perfetta. Quando noi aumentiamo l'esponente, cioè qui è 1, qui è 10, cosa succede? La curva si schiaccia. È sempre simmetrica, ma si schiaccia verso l'interno. Se noi giochiamo con gli esponenti, quindi n è minore di m, la curva si sposta verso sinistra. Se noi utilizziamo un n maggiore di m, la curva si sposta verso destra. Quindi vedete che questa funzione, molto semplice, nella sua semplicità, ci permette già di spostarci e di interpolare i nostri dati a seconda di quale tipo di spostamento abbiamo: curva simmetrica, curva piatta, curva più larga, curva più stretta, spostamento a destra, spostamento a sinistra. Una modifica, ne troverete tantissime di queste funzioni in letteratura senza scartabellare. Una delle modifiche più interessanti, forse quella che, diciamo, dal punto di vista modellistico è la migliore, è la cosiddetta funzione di beta, AU. AU è un professore, il professor AU, con il quale ho avuto la fortuna e il piacere di lavorarci un po' insieme. È andato purtroppo in pensione ed è completamente scomparso, nel senso che lui ha deciso di andare in pensione, aveva detto: dal giorno in cui vado in pensione io vado in pensione, e difatti è andato in pensione, scomparso, e penso che si trovi da qualche parte in Brasile. E comunque una persona straordinaria e un epidemiologo con, come si dice, con i baffi. E lui ha sviluppato modificato la funzione di beta originale in questa un po' più complicata, che però, diciamo, ha un significato biologico molto molto forte. Qui vedete praticamente di cosa è rimasto dell'originale: la temperatura meno la minima, la massima meno la temperatura. Ha introdotto un parametro in più, che è la temperatura ottimale, e poi ci sono comunque due esponenti che sono uguali, con un esponente solo, quindi ha ridotto il numero di esponenti, e l'y-opt praticamente è quello che ci serve per calcolare il massimo della curva. Lui cosa ha fatto? Lui, introducendo nella funzione la temperatura ottimale, praticamente cosa fa? Riesce a interpolare meglio i dati, nel senso che attraverso l'analisi di questa funzione io posso calcolarmi la temperatura ottimale dal punto di vista matematico. Allora, vediamo, x minimo e x massimo sono i valori cardinali, o è il valore di x che corrisponde al valore massimo di y ottimale è il fattore per determinare il massimo sviluppo della curva, e n a questo punto da solo regola sia l'ampiezza che lo spostamento del massimo della funzione a destra o a sinistra. Come funziona questa curva? Ad esempio, questa viene utilizzata anche per i funghi, soprattutto per le malattie fungine. Prendiamo dei dati molto dati grezzi, chiamiamoli così, di una prova che abbiamo fatto sullo Staphylococcus vesicarium. In questo caso non è ahimè su pero, è su asparago. Qui in Germania abbiamo i problemi di stenfiliosi sull'asparago.
abbiamo fatto delle prove di laboratorio in cui salta fuori che la media di crescita della colonia di Stenphilium 9 giorni dopo l'inoculazione è questa qua, in base a diverse temperature. Metto le mie temperature su un grafico e dico è una curva a campana sicuramente, perché raggiunge un massimo e poi decresce di nuovo verso un minimo di crescita a seconda delle temperature. Allora posso provare e cosa faccio? Interpolo i dati con una funzione beta semplice. Questi saranno i parametri, questi sono i coefficienti. Quello che io devo vedere in questo caso, utilizzando un qualsiasi programma di statistica, è questo valore qui, il valore di P. Il valore di P cos'è? È la significatività, cioè vuol dire che, significativo cosa vuol dire? Che ha importanza. Quando un parametro non è significativo, vuol dire che non ha importanza nella mia curva. In questo caso il valore di P varia da 0 a 1. Quando io ho un valore di P uguale a 1 vuol dire che il mio parametro non è significativo. Si usa in realtà maggiore di 0,05. Maggiore di 0,05 vuol dire che il parametro non è significativo. Quando questo numero qui è 1, vuol dire che i miei parametri che io calcolo con la mia funzione non hanno niente a che fare con la funzione stessa. Cioè ce l'hanno perché matematicamente ovviamente si combinano. In realtà se noi andiamo a vedere la temperatura minima che viene fuori dalla mia funzione è meno 14, cosa per un fungo abbastanza improbabile. La temperatura massima potrebbe anche passare, però sia il K sia l'N e la M sono tutti non significativi. O un coefficiente di determinazione molto alto, perché 0,97. Io posso anche andare a vedere la funzione. In realtà vedete che passa bene attraverso i dati, però questo ci dice che i parametri che io ho calcolato non vanno bene. Cioè vanno bene matematicamente, non vanno bene biologicamente. Cosa posso fare? Innanzitutto posso cercare di aumentare un po' i miei dati, nel senso che se io conosco la temperatura cardinale minima e la temperatura massima in cui io non ho sviluppo, la mia colonia comunque non cresce, io posso aggiungerlo ai dati che ho rilevato. Quindi una temperatura di 1 grado avrò un valore 0, una temperatura di 35 gradi avrò un valore 0. Quindi di fatto ho aggiunto 2 dati in più alla mia funzione. A questo punto rifaccio il calcolo e rifacendo il calcolo cosa ottengo? Purtroppo sempre dei parametri non significativi, però migliorano un pochettino, cioè la minima diventa meno 13, la massima diventa 29,9 e potrebbe anche andare bene, però in realtà comunque ho ancora una volta il problema dei parametri che non sono significativi. Allora a questo punto cosa succede? La beta semplice non funziona o comunque mi dà dei valori che non posso accettare, faccio uno scalino in più e utilizzo la beta AO. Utilizzando la beta AO, cosa succede? Devo utilizzare un trucco, nel senso che gli dico continuo a utilizzare, scusate, sono andato troppo avanti. Continuo a utilizzare la beta, ma con un trucco. Dico, cioè, lascio fisso che la temperatura minima sia 1 grado, la massima sia 35 gradi. Se io lascio fisso questi due parametri, vedete che gli altri coefficienti diventano significativi, perché sono minori di 0,001. Questo è il valore soglia. Quando il valore di P è minore di 0,001 vuol dire che il mio valore è significativo e quindi ha un ruolo nella
definizione della curva. Che in questo caso, vedete, tenendo fissi il minimo e il massimo, diventa molto più bella, diventa molto più bella della curva che abbiamo visto in precedenza, ossia passa molto meglio attraverso i dati. In realtà, questa è la formula, vedete che io ho fissato la temperatura minima a 1 e la temperatura massima a 35. Fissando questi due parametri, ovviamente, cosa succede? Nella statistica, questo è fisso, variano solo la N, la M e il K. Posso fare un'altra cosa, cioè dire voglio capire dove si posiziona l'optimum perché non lo conosco. Lo posso andare naturalmente a vedere qui graficamente. Diciamo che l'optimum si troverà qui intorno ai 24 gradi. In realtà, con la formula, quella dopo, con la formula di Betau, posso dire voglio andare a vedere qual è davvero l'optimum della mia curva. Quindi ripasso di nuovo la mia rifaccio la mia analisi statistica. Questa volta cosa faccio? Tengo fisso la minima, tengo fisso la massima, tengo fisso il valore massimo di crescita della colonia e matematicamente mi trova che la temperatura ottimale è 24,23 gradi. Quindi, di fatto, a questo punto io ho i tre parametri principali, determinati tre parametri principali per la crescita di questo fungo. In realtà io posso, come abbiamo visto prima, lasciare liberi la minima e la massima e il programma statistico me la mette lui, cioè me la calcola lui, sia la minima che la massima. Però bisogna fare attenzione appunto perché vedete alle volte ci sono delle pesanti incongruenze. La differenza tra una curva beta e la beta AU fatta con gli stessi dati, in realtà c'è una piccola differenza, ma non è poi così grande. Vedete cosa succede? Che la beta AU, che è la curva rossa sotto, tende a essere un po' più bassa della funzione beta. In realtà abbiamo lo stesso massimo, abbiamo lo stesso minimo, lo stesso massimo perché li abbiamo fissati noi e l'optimum viene calcolato però solo sulla curva rossa. Questa è la prima funzione, diciamo, a campana che noi possiamo utilizzare. Come vi dicevo, questa è la funzione che utilizziamo per quanto riguarda le malattie fungine. Per quanto riguarda gli insetti, abbiamo visto quella funzione prima che hanno quell'andamento un po' particolare, in realtà noi possiamo utilizzare due funzioni caratteristiche. La più vecchia, diciamo la più ancora oggi utilizzata, è la cosiddetta funzione di Logan, e ne abbiamo una nuova che è la funzione di Brière, che è, diciamo, tratta in voga solo negli ultimi 7-8 anni. E qual è la differenza? Adesso la vediamo. Allora, questi sono dati di Carpocapsa, di Cilia Pomonella, sono dati raccolti da letteratura ed è il tasso di sviluppo in giorni, però trasformato in tasso, cioè praticamente 1 diviso giorni, quindi mi viene fuori uno 0, vedete qua i punti sono abbastanza sparsi. Quello che è interessante è che abbiamo comunque la possibilità di stimare un optimum e anche un massimo perché abbiamo dei punti oltre i 30 gradi. Quindi non sempre per tutti gli insetti è possibile avere dei punti che arrivano proprio perché la mortalità diventa più elevata, quindi anche i dati sperimentali non sono proprio il massimo. Comunque, cosa possiamo fare?
innanzitutto con questi dati possiamo calcolarci più o meno dove si trova una temperatura minima. Perché? Perché l'abbiamo visto prima. L'andamento della curva fino all'optimum è tendenzialmente lineare. Quindi io con una regressione lineare con i dati solo fino al valore massimo posso trovare con una regressione lineare semplice, anche in questo caso, A più B per X, la temperatura minima, nel senso che la mia temperatura minima sarà uguale a meno A diviso B, i due coefficienti della regressione lineare. Quindi la minima ottenuta matematicamente sarà uguale a 8,27 gradi. Questa è la prima cosa che possiamo fare. Poi possiamo utilizzare questo dato, andiamo avanti e interpolarli con una funzione di Logan, perché abbiamo avuto la minima, l'abbiamo calcolata, la temperatura massima la prendiamo dalla letteratura e con la funzione di Logan, che è questa qua, questa un'altra robaccia qua, calcoliamo il resto dell'andamento, quindi sempre il nostro tasso di sviluppo, la temperatura e la funzione di Logan è questa qua. Cosa succede con la funzione di Logan? La funzione di Logan ha un problemino, nel senso che non riesce alle volte ad interpretarmi la minima, temperatura minima giusta. Mi va bene da un certo punto di vista in poi, ma ha dei problemi per quanto riguarda la temperatura minima, cioè non riesce a azzerarsi, chiamiamola così. Allora cosa succede? Il signor Brière ha inventato un'altra formula, in realtà sono 3 o 4 modelli di Brière. Io quella che utilizzo di più è questa qui perché anche questa è semplice e funziona molto bene. La funzione di Brière abbiamo 1, 2, 3, 4 parametri, di cui una costante, Ti è la temperatura, che vogliamo naturalmente la nostra temperatura, e l'altro parametro è la minima, la massima, e poi abbiamo un esponente, in questo caso 1 diviso m. L'esponente in una forma, ricordate sempre, l'esponente genera una curva. Quindi, se io utilizzo gli stessi dati che abbiamo visto prima e utilizzo una funzione di Brière, che cosa avrò? Che la funzione di Brière, oltre a determinarmi e cominciare da un minimo e a finire con un massimo, mi stima anche un optimum, il quale optimum però lo devo tirare fuori con questa formulaccia qua. Quindi, praticamente cosa succede? Con la funzione di Brière io posso stimare minimo, massimo e optimum. Posso usare un'altra funzione che ho utilizzato prima, la beta O, per esempio, nessuno me lo vieta, me lo impedisce. Tant'è vero che se io utilizzo gli stessi dati e ci faccio passare una funzione di beta O, vedete che di fatto è molto simile alla funzione di Brière. Facciamo un piccolo riassuntino, tanto per vedere i parametri. Allora, vedete qua, la funzione di Logan praticamente tutti i parametri sono significativi, il coefficiente di determinazione in realtà non è granché. Tra le 3 funzioni, quella che diciamo interpola meglio diciamo così, i dati è la funzione di Brière, dove tutti i parametri sono significativi, perché questo comunque è meno di 0,05, quindi è significativo anche lui, e il coefficiente di determinazione, pur non essendo elevatissimo, è più grande degli altri due. Quindi in questo caso io utilizzo la funzione di Brière per interpolare i miei dati. Graficamente vedete il problema della Logan che ha il problema della temperatura minima. Vedete la differenza tra la Brière e la beta O in realtà non è poi così evidente. Comunque, diciamo che
la scelta in questo caso delle funzioni dipende un pochettino dai dati che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda i parametri, i cardinali, anche qui c'è un po' di differenza. Per esempio, per la minima la Logan stima una 8,27 che però in realtà l'abbiamo stimata con la regressione lineare. La temperatura ottimale è simile, la temperatura massima anche qui abbiamo qualche variazione. Vediamo, in realtà io però, siccome adesso c'è un altro argomento che è abbastanza ostico e vedo che di diapositive ne ho ancora parecchie, mi fermerei qua.